Perché padrone suo, non lo tocco più, è senza cuore e mai ebbe pietà dei poverini, e disse a Gaudenzio con grande terrore: bada che mando via da miei confini, cerca il terreno di farlo dar frutta, tu sei contadino e devi fatica. Rispose il contadino al suo padrone: vede il lavoro peggio dei somari, almeno abbia pietà e compassione e dia del pane ai miei figlioli cari. Non ho più grano per niente da mangiare, e lei, caro padrone, mi deve un po' aiutare. Come io devo fare andare avanti, se a me mi dà la terza parte solo? Io devo lavorare, rappere e pianti, e presto ci avrò pure un altro figliolo. Perciò le dico, anch'io voglio mangiare, mi dia della raccolta dell'anno la metà. Vattene via da me con tal parole, vergognati a parlare brutto villano. Anzi t'avverto pria che spunti il sole, parti dai miei terreni, valle lontano, e se domani sarai ancora là e dai carabinieri io ti farò cacciare. Intese tal parole, il contadino racconta tutto il fatto alla famiglia. Ma che pensò di fare un bel mattino? Di ammazzare il padrone, si consiglia. La rivoltella presto si preparò, e quindi verso sera col padrone si incontrò. Vide il padrone suo in carrozza, che con un servo stava in compagnia, e il contadino lo fermo di corsa. Scorsi, sor Contena, parola mia, io son la moglie che sta malata già, mi dia un po' di denaro oppure un po' di grano. Disse il padrone: io non ti do niente, cosa mi importa della tua famiglia? Vai via dal mio terreno prestamente, e al contadino tanta rabbia piglia. La rivoltella al suo padron spianò e gli sparò 3 colpi con quelli